potevano sistemarlo il cavalcavia Borgomagno, altrimenti qui l'Arcella veramente per andare a casa devo fare il giro dell'Africa. Che tipo di problema le crea quindi? Mi crea che io devo allungare moltissimo per arrivare al viale dell'Arcella. Cioè, io ne spendo anche di benzina, cioè voglio dire, tutto il giro che devo fare dalla tangenziale, che poi fosse veloce, ma non è manco veloce. Continuano a firmare i cittadini dell'Arcella contrari alla chiusura del cavalcavia Borgomagno in direzione Arcella Centrocittà. La raccolta andrà avanti anche nelle prossime settimane, ma il numero ha superato quota 2000. Ne va della sopravvivenza dell'intero quartiere, spiegano i commercianti. Si tratta anche del valore stesso degli immobili, della vivibilità del quartiere, di non ghettizzarlo ulteriormente, perché noi siamo parte del centro di Padova, siamo qui a 2 passi e vogliamo far valere i nostri diritti. Tagliare il cordone ombelicale che lega il centro all'Arcella vuol dire proprio dividere in due la parte nord della città. Il sindaco Giordani, quando si è insediato, addirittura nel libretto che ha fatto, che è il patto dell'Arcella, questa è una scelta che noi ad oggi non abbiamo ancora capito, perché non c'è nessun supporto tecnico che giustifichi tale decisione. La viabilità alternativa non funziona, continuano commercianti e residenti che puntano il dito sui lavori eseguiti sul cavalcavia in seguito all'accordo sottoscritto ad agosto 2020 tra governo, RFI, regione e comune, che ha portato il posizionamento di pesanti New Jersey in carreggiata. Usando qualcosa di diverso si sarebbe potuto evitare tutto il peso che hanno questi New Jersey, dato che sono 48, la lunghezza è di 6,10 metri l'uno e pesano 178 tonnellate. Questo peso è fermo costantemente sul cavalcavia, quindi se ci fosse un problema di crollo o di sicurezza di qualcosa del genere non avrebbero potuto posizionare così tanto peso sulle carreggiate. Quindi noi chiediamo di rimuoverli e di riaprire immediatamente il doppio senso. I cittadini si sono avvalsi dell'aiuto di un tecnico e restano in attesa di un incontro con l'amministrazione comunale. Abbiamo chiesto un appuntamento, siamo in attesa di avere risposta.